Leggere fiabe ai cani per superare le paure e le difficoltà della lettura ad alta voce e facilitare terapie rivolte ai deficit di apprendimento. Non animali addestrati, ma amici a quattro zampe spontanei e giocherelloni. Il progetto Confido, portato avanti dall'associazione Rock in Motion e di cui Ugo, questo cagnolone bianco che sonnecchia sul tappeto della sala Razzi di Cassugana, è uno dei protagonisti, sarà il destinatario dei fondi raccolti dalla vendita delle 111 opere d'arte, pitture e sculture in mostra dal 2 al 6 dicembre a Palazzo dei 300. Il fattore importante è il fatto che il cane è un essere non giudicante, pertanto può essere definito, anche se la parola non è delle migliori, ma uno strumento che va a facilitare il contesto, quindi a stemperare tutta una serie di difficoltà che il bimbo vive anche da un punto di vista emotivo, di tensioni, di ansie. Cicli di 8 sedute, 16 bambini seguiti a Treviso nel 2022, altri 7 a Sarmede. In Veneto i disturbi più frequenti negli alunni della scuola primaria sono disortografia e dislessia. A promuovere l'iniziativa Arte per Bene è il mensile Treviso 30 News, che con questa formula ha già sostenuto realtà come Advar e Città della Speranza. Sperando ovviamente di vendere molte opere e dare più soldi possibile, perché ricordiamo tutto il ricavato andrà in beneficenza, non tratteniamo neanche 5 centesimi. È bello unire tante cose diverse come l'arte per finanziare dei progetti di inclusione sociale e di recupero di tanti bambini che hanno problemi di dislessia o problemi similari grazie all'utilizzo di animali, se così vogliamo chiamarli, che danno la loro pazienza per recuperare questi bambini alla normale vita.